Comunale Sant'Antonio di Isola Caporizzuto, 21esima giornata del campionato di eccellenza calabrese. La Reggio Ravagnese mister Ianni rende visita all'isola pericolosa dopo un giro di lancette con una punizione controllata senza problemi da Curral. 13esimo mancino debole di Palermo, anche qui senza grossi patemi d'animo. Risolve Curral. 24esimo rimessa di Palermo, prova il diagonale mandato in corner. 42esimo cross dalla destra sul secondo palo per Kovalonox che manda di testa sul fondo. Nel secondo tempo batte un colpo a Reggio Ravagnese, imbucata di De Marco per Crucitti che calcia trovando la provvidenziale chiusura da parte di Mercurio. Al 64esimo dentro De Leon per De Marco. 70esimo corner messo dentro per Lemos che colpisce testa Zucca, allontana la minaccia. 2 minuti più tardi cross messo dentro per Gassama, appoggia per Conè che calcia mandando alto. Al 79esimo il rigore da 3 punti trasformato da Palermo, spiazzato in questa occasione Curral. All'83esimo punizione di Crucitti dentro per De Leon che di testa manda sul fondo. Nel finale dentro Fotia per Currà, ma non c'è più tempo a portare i 3 punti a casa e l'isola Caporizzuto cade. La Reggio Ravagnese di mister Ianni. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.